È proprio inutile che il Comune dica ai residenti che la nuova area di via Pancamo a Fontanelle sarà istituita per raccogliere solamente carta, cartone e plastica. Già il semplice fatto di aver scelto un'altra area all'interno del centro abitato sa di presa in giro ed è inaccettabile senza riserve. Le scelte infelici fatte nel recente passato, con l'area davanti alla chiesa trasformata in discarica e poi quella nell'area attigua al campo di calcio, dimostrano come l'amministrazione comunale diretta dal sindaco Firetto non riesca ad avere cura del quartiere di Fontanelle, che viene invece utilizzato proprio dal comune come contenitore anche di schifezze, come appunto i rifiuti scaricati tra le palazzine. Quello che è successo ieri nel quartiere, con la gente scesa per strada al fine di bloccare i mezzi diretti nel nuovo punto di raccolta all'impocco con la via Capizzi, è comunque un buon segnale sulle intenzioni della popolazione che non intende più sopportare in silenzio. Ovviamente nessuno crede a Fontanelle alla promessa che il nuovo sito dalle parti di via Pancamo verrà utilizzato per un periodo di 30 giorni. La gente è scottata da promesse del genere fatte dall'amministrazione comunale, la quale non è riuscita finora a mantenerne una sola. Oggi, intanto, l'isola ecologica del quartiere, chiusa ormai da mesi, verrà ripulita, ma trattandosi dell'ennesima promessa che arriva dal comune di Agrigento, è meglio usare il condizionale. Staremo a vedere.